è terminata con il risultato di 7-5 la sfida tra Palermo Futsal Club e Club Olimpia, una gara incredibile sotto di tanti gol, ben 4 arrivati a un certo punto, poi la rimonta nel secondo tempo. Siamo qui con il probabilmente migliore in campo, ma credo che dubbi non ce ne siano. Nazareno Franco, ti chiedo a te cosa è successo nell'intervallo. Nell'intervallo il mister ci ha rimproverati perché il primo tempo abbiamo cominciato malissimo. Sotto 5-1, finito il primo tempo, eravamo increduli. Quindi il mister e anche la dirigenza ci ha caricati di entrare nel secondo tempo e dare il massimo perché nel primo tempo non ci siamo riconosciuti. Adesso invece parliamo un po' del primo tempo, perché il secondo tempo ne abbiamo parlato. Adesso passiamo alla prima frazione. Cosa non ha funzionato secondo te? Il primo tempo non ha funzionato quasi niente, Marco, perché non ci riusciva niente. Sembravamo confusi. Il mister ha chiamato anche il time out per darci una carica, però il primo tempo i complimenti a loro perché fin da 5-1 per loro. Poi nel secondo tempo ci siamo svegliati. Hai fatto 3 gol, uno di testa. Ti chiedo, l'avevi mai fatto un gol di testa? No, assolutamente no, questa è la prima volta a calcio a 5 e non si vede mai. Mi è arrivata questa palla che ho preso la traversa e ho tirato di testa e ho fatto gol. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro il Futsal Emiri in Coppa, una gara vinta, una gara di andata per 11-1. Come la giocherete questa partita? No, la giocheremo sempre, pure se il risultato siamo avanti noi, la giocheremo come se fosse sempre l'andata, perché non va sottovalutato niente, ogni partita ha la sua storia, quindi sempre concentrati.